me time to realize, admit that I wish I could have turned around before. Mercoledì 11 novembre si è disputata all'ippodromo di Villa Cidro la seconda delle 9 giornate in programma per la stagione di corse 2020. Hear a bang, 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 a bang so loud, come on, hit me. You got me hanging upside down and breaking. I wish I could have turned around before the it might be real hard to find my way now better. Just let me hear you one more time. Seppur con solo 3 partenti, la prova iniziale riservata ai purosangue arabo di 4 anni ed oltre impegnati sui 1450 metri di pista in sabbia è stata un motivo di interesse perché segna il ritorno al successo del jockey Luca Ezzi in sella Zafiro de Lottas, bravo a portare a termine la missione nonostante il top weight. Di per sé la corsa ha poco da raccontare, con Aquila Nera che se la gioca in avanti, pedinato da Valoroso Dezzamaglia e Zafiro de Lottas. I tre si presentavano su di una linea ai 300 finali, la contesa si riduceva a Valoroso Dezzamaglia e Zafiro de Lottas, con quest'ultimo che trova le battute migliori nell'ultimo tratto, sospinto a braccia e frusta da Ezzi, riuscendo a mettere un muso davanti al rivale. Zafiro de Lottas, Dagonare e OK Birba ottiene così il quarto successo in carriera, il secondo consecutivo, bissando il successo ottenuto lo scorso anno in questa medesima prova. Meritato il successo per Luca Ezzi, intervistato a fine gara assieme all'attuale preparatore di Zafiro de Lottas e Fisio Pisano. Per me sì. Luca Ezzi, ritorni forse al successo perché è brutta e stretta, però dalle immagini sembri... Sì, penso di essere riuscito a averla presa. Siete una bella lotta nel finale. Sì, perché sono passato, poi quell'altro mi ha reagito in fondo e mi ha fatto un po'... È rientrato bene. Sì, sì, bene, bene. Sì, non lo sappiamo, nel caso complimenti. Grazie. E Fisio Pisano, Sì. Ci ritroviamo ai microfoni di Sportliber.biz per questa bella vittoria di Zafiro de Lottas che conferma il buon periodo. Sì, un buon periodo, il cavallo doveva correre un po' davanti, ma oggi c'era troppa andatura, abbiamo deciso di metterlo dietro e ha corso bene uguale. Siamo contenti, con tutti i chili sta andando benissimo. Sembra un po' in crescita. Sì, il cavallo è maturato molto meno questi ultimi anni, l'ha preparato bene anche Stefano Miatini. Bene, Sì, bene. secondo successo di fila, 2000, Sì. 1450, questa cosa lui l'aveva vinta anche l'anno scorso, sì, quindi sì. anche una bella attitudine sulla Sì, sabbia. sì, è perfetto. Programmi ora? Programmi ora vediamo un po', andiamo col cavallo, vediamo un po'. Ok, complimenti. Grazie. Come on, hit me. You got me hanging upside down and breaking. I wish I could have turned around before the it might be real hard to find my way now better. Just let me hear you one more time, I beg you. All I know. La reclamare riservata ai fondi inglesi di pari età sui 1450 metri di pista in sabbia si è rivelata movimentata e molto combattuta, dove alla fine a gioire è stato Bolero de Florinas. L'allievo di Antonio Cotu con in sella Gavino Sanna ha seguito le mosse in avanti di Babylonias e Botswana, entrambe tra le più destre ad allontanarsi dalle gabbie, con la prima citata in testa al gruppo a dettare i tempi. Nella piegata conclusiva Babylonias e Botswana provavano ad aumentare i giri, ma vengono raggiunte da Bolero de Florinas. Il figlio di Golden Titus piazzava una bordata imparabile a centropista e con una bella galoppata si sottraeva dagli avversari. Per la miglior piazza si faceva notare Bella Chisusole, anche lei avanzata all'esterno, mentre Botswana risolveva la pratica per il terzo opposto a suo favore nei confronti di Babylonias. Per Bolero de Florinas, la Golden Titus e Gardenia Baia arriva il secondo successo in carriera, regalando un'altra vittoria alla scuderia del signor Giuseppe Gatto. A fine gara le impressioni di Gavino Sanna e quelle del morning jockey Massimo Marciali. Grazie. Gavino Sanna porta al successo Bolero de Florinas, una vittoria anche nel finale abbastanza netta. Sì, sì, dai, noi è un cavallo che aveva già dimostrato di andare bene e oggi c'era l'incognito della sabbia. La categoria era la sua, è andato tutto bene, dai. Ci siamo fatto portare all'ingresso addirittura e poi addirittura abbiamo fatto il cambio di marcia e è risposto bene. Ok. Massimo Marciali, su un'intervista inedita, però parliamo delle corse di ieri in Villa Cidro, avete fatto un bel doppio con Bolero de Florinas e Twilight Eclipse. Bolero ha dimostrato un po' quello che aveva fatto vedere. Sì, è un cavallo discreto, poi è venuto avanti e ha maturato ultimamente. Eravate fiduciosi sulla sabbia?
visto che era inedito. Sì, perché poi l'ultimo lavoro l'ha fatto in sabbia invece dell'erba, è andato molto molto bene. Sì, ha trovato una striscia galoppabile all'esterno, forse anche quello l'ha premiato. Sì, vabbè, adesso parecchio non sa vedere la pista di Lacido, non so com'è all'interno comunque bene, mi è piaciuto tanto. Sì, secondo te può allungare ancora da 1400 visto che ha metà 1500 a 1400? Sì, secondo me un cavallo può arrivare anche ai 2000. Nasce da un cavallo svelto, da un 1000, capito? Lui è figlio di Golden Titus, un cavallo che faceva 1600. Poi il nonno è Tito Livio, con Velocista, dunque. Gli standard sono quelli. Comunque lui è quarto se non sbaglio nella corsa internazionale, quindi Sì, a 2003. in prima E categoria. poi quinto al Gran Premio a Sardo. Sì. Ok. La prova che vedeva sfidarsi il gentleman premia ancora una volta Nilasi, che in questi contesti si dimostra imbattibile, questa volta interpretato da Daniele Zucca. In avvio San Marcos forzava dall'esterno su tenute e lume a corno, imponendo un'andatura tutt'altro che trascendentale per la categoria. A 3/4 di retta opposta sono quasi tutti richiesti e nella curva finale il battistrada veniva avvicinato da Nina Pep, che a sua volta si trascinava Nilasi. Al paletto dei 250 finali Nina Pep figurava in leggero vantaggio, ma veniva aggredita dallo spunto secco di Nilasi, che aveva fatto i conti giusti con il palo salvandosi dall'arrembaggio di Temujin, finito ad un muso dal vincitore con un bel rush finale. Nina Pep finiva al terzo posto davanti all'Ives. Nilasi da Dick Tarpen e Nicolan Taxen centra la terza vittoria da quando è approdato in Sardegna quest'estate, rivelandosi un buon acquisto per la scuderia Tocco Pinna. Daniele Zucca, intervistato a fine gara, centra il terzo trionfo stagionale, il 26esimo in carriera, a seguire le parole del proprietario Mattia Tocco. Daniele Zucca torna alla vittoria, lo fa con Nilasi che è uno specialista delle corse in GR in Sardegna ormai. Sì, dai, Mattia ci ha fatto vincere tutti, quindi potevo vincere anch'io. E Nilasi che ha vinto con me anche oggi. Niente, bel cavallo, davvero. Ho fatto quello che mi ha detto Mattia. È venuto a casa bene, anche se non gusta, non gli piace molto la frusta, quindi un po' più di braccia di un gentleman che sono un po' meno di quello di un fantino. Però va bene, sono contento, dai. Ho restituito la vittoria a Mattia quando vince con Iachima ora a Chilivani, quindi Siete pari? siamo pari ora. Però Sì. adesso deve fare un'altra a me e lui, mi servono. Senti Daniele, adesso Infantini come si mette questo cavallo? Perché un po' soffre. Il cavallo un po' soffre i parziali veloci, infatti è rimasto un po' su un passo quando sono andati avanti loro. Invece poi una volta che si mette sulle gambe fa una bella progressione. Sì, bella vittoria tra l'altro. Grazie. Complimenti. Mattia Tocco, hat-trick di Nilasi nelle corse in GR, è uno specialista. Sì, Bruno, secondo me è uno specialista già da quando è arrivato a Roma, poi allenando io la mattina lui è il peso abituato, quindi sono sempre fiducioso che le corse le faccia benissimo. Poi era venuto da un piccolo infortunio che abbiamo risolto, il cavallo comunque si è risolto proprio bene, adesso sta meglio di come era prima secondo me, deve ancora un po' rientrare, non è al 100% ma vedrai che tra qualche corsetta sarà al top. Lo vedremo anche protagonista anche Infantini dunque. Sì, penso di sì, devo finire di risolvere delle cosettine, penso di sì, sono contento anche per l'Ives che ha preso un bel piazzato, anche lei ha qualcosa da risolvere, però piano piano stiamo riuscendo. Sono molto contento per Daniele e Leonardo perché sono due cari amici, ci tenevo a questa cosa anche perché Daniele mi aveva fatto vincere a me con Iachima ora, quindi sono felice per quello. Sì, infatti gliela dovevo rendere, diciamo. l'ha rimarcato nell'intervista di poc'anzi. Senti, hai fatto vincere a Gaia, hai fatto vincere a Cotto, hai fatto vincere ora anche a Zucca, qual è il prossimo? Speriamo Leonardo e speriamo tutti gli altri perché per me sono tutti colleghi, sono tutti amici, comunque mi sono sempre trovato bene, piano piano a tutti. Ok, ti facciamo i complimenti per questa acquisto, comunque Grazie. 3 vittorie da quando è arrivato in Sardegna, non sono poche, seppur in GR, quindi vanno fatti i dovuti complimenti alla scuderia Pinna Tocco e in bocca al lupo. Grazie mille.
L'handicap per anglo-arabo anziani sui 1000 metri di pista dritta, intitolata alla memoria del compianto Giuseppe Costeri, ha visto protagonista la Connection Mullanu-Piras con un sensazionale 1-2 di Violele Duc e un sorprendente Zigo. La femmina, montata con fiducia da Pasquale Salis, guadagnava in breve steccato il leadership della corsa, mentre alle sue spalle si disponeva un ampio ventaglio, con Regal Lady e Venere sulle punte. E il 400 finale allunga quasi di inerzia a Violele Duc, isolandosi comodamente dal compagno di colori Zigo, avendo la meglio su Regal Lady e Venere, finite nell'ordine a completare il quadro. Violele Duc, Davido Kesaro Saleh, vincitrice dell'Internazionale nel 2017, colpisce per la prima volta in stagione, aggiudicandosi la 7ª vittoria in carriera, per la soddisfazione del proprio team e dell'allevatore Salvatore Maccioni. Nel post gara le voci di Pasquale Salis e quelle soddisfatte del trainer Carlo Mullanu. Pasquale Salis, porti alla vittoria Violele Duc, che in passato è sempre stata una specialista di queste brevi distanze. Sì, una cavalla sveltissima, oggi è presentata alla grande dall'allenatore Carlo Mullanu, quindi niente, una vittoria facile. Sì, ti sei controllato, gestito i parziali e poi ti sei allungato anche bene. Sì, mi sono limitato a fare il passeggero. Sì, complimenti. Grazie. Pasquale. Carlo Mullanu, al training di Violele Duc e Zigo, un bel doppio. Sì, finalmente è stata una stagione un pochino così, anche per la femmina, non entrava in condizioni, ha avuto problemi di intossicazione eccetera, almeno a fine stagione è ritornata lì, quello Sì. che contava. Rientrava da settembre ma si è presentata alla grande. Sì, aveva preso una bella condizione fisica, anche il maschietto. Bene, dai, bene. Ti aspettavi questo double di tutti e due? Lo speravo, ma pensare di farlo è insomma difficile. Anche perché la categoria era abbastanza discreta, nonostante Sì, i 1000 metri aprono un po' le porte a tutti. Accessibile, però sono tutti e due abbastanza veloci, quindi ci speravo. diciamo. Futuro? Futuro adesso vediamo le altre corse che vengono e decidiamo un po'. Sì, anche perché loro fanno bene anche la sabbia. Sì. Violetto ormai si è adattata anche a fare la distanza, quindi 1000-2000. il programma è aperto. sì. Carlo, complimenti per questa bella doppia, grazie. anche per i proprietari e tutto. La Coppa, ricordiamo che era un premio. Sì, un saluto a un amico, Giuseppe, un grande appassionato. Ricordiamo che era un memorial, questa corsa intitolata alla memoria di Giuseppe Costeri, proprietario scomparso da poco, e anche noi ci stringiamo in un pensiero famiglia, alla famiglia. Ok, complimenti. It took me time to realize I met that the love we had there for a while. I thought, well, I hope one day I'll see you around and tell you I wanna thank you for the shine you gave me. Thank you for the shine you Tra le corse di cartello dell'intera stagione Villa Cidrese c'è il premio Apertura, un handicap sui 1000 metri di pista dritta riservato ai purosangue inglesi di 3 anni ed oltre, con una dotazione di 11.000 euro. La vittoria è andata a Twilight Eclipse, l'ex allievo di Luciano Vittabile con in sella Gavino Sanna è schizzato subito in avanti acquisendo la corda. Il jockey di Burgos ha condotto in un scandito coast to coast il figlio di Blue Air Force che vestiva la giubba della signora Francesca Nadali, ripartendo da cavallo di un'altra categoria negli ultimi 300, con Sanna ad accompagnare Twilight Eclipse verso la meta senza mai utilizzare la frusta. La lotta per le piazze vedeva posizionarsi al secondo e terzo posto le positive Beautiful Fast e la 3 anni Lailia, quest'ultima davvero bene al rientro. Al quarto chiudeva il marcatore Looking in Your Eyes. Twilight Eclipse, un 4 anni italiano da Blue Air Force e Black Country, si dimostra subito un acquisto azzeccato, premiando ancora una volta le intuizioni del trainer Antonio Cuttu, per la felicità e la grande soddisfazione dei suoi nuovi proprietari. A fine gara le impressioni di Gavino Sanna e quelle del morning jockey Massimo Marciali. Gavino Sanna, doppio di giornata con Twilight Eclipse, un cavallo atteso da Milano, aveva buoni riferimenti, oggi li ha confermati tutti. Sì dai, come detto te era un cavallo atteso, un cavallo che aveva dei riferimenti, è andato tutto bene, sono stato davanti e ho vinto facile. Sono contento perché Tonino ci ha visto bene, l'ha comprato subito, sono un gruppo di ragazzi appassionati anche loro, come hai visto. Bene dai, meno male che qui in Sardegna c'è ancora tanta passione. Sì. Senti, ritornando al cavallo, la domanda è d'obbligo, secondo me può allungare qualche metro qua in Sardegna perlomeno? Ma guarda,
Non lo so, ora è la prima volta che lo monto e a 1000 metri li ha fatti benissimo. Ti dico che ancora in fondo ne aveva ancora tanto. Quindi Sicuramente prima o poi gli toccherà un po' allungare, perché qui in Sardegna le corse a 1000 metri sono poche. Vedremo quando correrà sulla lunga distanza, diciamo su 1500. sì, intanto per il momento ci gode questo Infatti. bello 11.000. Complimenti. Parliamo invece della new entry, Twilight Eclipse, che colpisce subito ai 1000 metri. Era un po' atteso, anche favorito, però Sì, è un cavallo che ha guardato Tonino e gli piaceva e l'ha comprata per questa società della montagna. i proprietari che abbiamo visto, come stiamo vedendo dalle immagini, molto, molto contenti al tondino. Sì, è un cavallo che la mattina non ti fa vedere tanto, non è che... però in corsa ieri è andato, faceva pochi chili, però insomma alla fine ha incontrato i migliori velocisti che ci sono in Sardegna, dai. Sì, ha vinto anche bene, come stiamo vedendo. Sì, 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 L'ho sì, chiesto, patato. l'ho chiesto anche a Gavino, ora è obbligata ad allungare la distanza, secondo te? Sì, a 1500-1600 secondo me si arriva. Per gli standard nostri secondo me può anche andare Sì, bene. sì, sì, sì. Poi le piste che abbiamo noi, piste insomma piccole. Senti, un altro acquisto azzeccato del trainer Curto. L'ha studiato, è andata bene, dai. Poi Sì. ieri ha vinto anche il premio discreto, insomma. Sì, perché lui è italiano, un Blue Air Force. Beh, c'è anche il premio aggiunto, dunque era un bel premio, dai. Sì, ha colpito Bene. duro. Certo. Adesso non mi ricordo le vittorie, comunque Quanto sono... siamo? mi sa 26, se non so. 26 forse. Sì, quindi 26, sì. tutto, Va bene, dai. tutto sommato un 2020 positivo. Sì, sì, sì. Ok Massimo, grazie come sempre per la collaborazione, in bocca al lupo per il futuro. Grazie. Shine